Giuseppe Zigaina è stato un noto pittore italiano del XX secolo, nato a Cervignano del Friuli, scomparso nel 2015 a Palmanova. Appartenente alla corrente artistica dell'informale, Zigaina ha sperimentato varie tecniche e stili nel corso della sua carriera. La sua opera è caratterizzata da una profonda riflessione sulla condizione umana e sociale, spesso espressa in un linguaggio artistico pieno di simbolismo. Tra i temi ricorrenti delle sue opere si trovano la sofferenza, la guerra e la ricerca di una dimensione spirituale. Fondamentale per lui l'incontro con Pierpaolo Pasolini nel 1946, con cui stabilisce un rapporto sia umano che artistico. Realizza 13 disegni per la raccolta di poesie di Pasolini e collabora al film Teorema, sempre di Pasolini. Nel film Il Decameron gli viene affidata la parte del frate santo. Zigaina ha contribuito significativamente nella scena artistica italiana, ricevendo moltissimi premi per il suo impegno nel campo delle arti visive.